Ignazio ha avuto un problema per cui continuerò a presentare io la serata e volevo presentare un altro ospite esterno qui a Teulada, un personaggio famoso soprattutto al panorama sardo del cabaret. Signori, forse molti di voi non lo conoscono, ma sicuramente apprezzeranno questo personaggio. Signore e signori, un applauso forte per il signor Tonino! Sono timido. Venga avanti. Sono timido. Venga avanti. No, sono timido. Ma non c'è problema, non siamo in televisione oggi. Dov'è la televisione? Non c'è la televisione. Dov'è la televisione? A casa sua, in bagno. No, non è vero, non ci posso. Dove in bagno? E per guardare le cose sconce, di la verità. No. In bagno, Sono tutti in pubblico, guarda quanti, sono tutti. No, c'ho la catarata, non vedo niente. Dove è tu? No, Ciao pubblico! signor Tonino. Sono tutti lì, chi sono? Come sono tutti? Sono da modo che non vengo in televisione. Ma che? Siamo a casa sua, signor Tonino. Guarda, mi sono fatto il buco nel pigiama. Così, chi sono quelli brutti che ci sono là? Sono Gerry Scotti, Maria De Filippi e Rudy Zerbi. E non li vedo bene se non c'è la luce. Guarda che brutta la mia ombra. Guarda, sono Pinocchio, il grande musical. La conosci? Sì. Ciao. Buonasera a tutti. Ma devo fare un provino. Sì. E cosa devo fare? Danza classica. No, ma lei sei iscritto, lei? Sono iscritto. Sì. Mi sono e però non posso fare le cose senza mio figlio. E chi è tuo figlio? Mio figlio, come si chiama? Oh, là, ce l'ho qua sulla punta del... Maurizio, no. Figlio. No, iniziava con la O. O sbaglio. No, O. Roberto! Yeah. Roberto, dove sei? No, stai tutto strichitando lì, dietro dell'emozione. Sì, Roberto Piccolino. Quanti anni ha? 42. E che lavoro fa Roberto? Non te lo posso dire. Come non me lo puoi No, fa il mugnaio. Sì, fa il mugnaio. Ma no. E già. E dove lavora? Col pulcino Pio lavora. Non ci credo. Sì, ci crede a tutto. Ci crede a tutto. Ma è fidanzato Roberto? E già. Davvero? Sì. Bella la ragazza. Si chiama Federica. Federica. È la sua loro amica. Che brutto fare così del proprio figlio. Non è vero. No, io non ho fatto niente di strano. Non sono innocente. Non la usa lei la mano, no? No, io sono stato sposato con una bella picciocca. Sì. E già. Come mai non siete più sposati? Perché io ero piccolino, così, avevo 94 anni, però ci siamo messi insieme. E adesso quanti anni ha? Io 1800. Sì. Non ci credo. Va bene la mia carta d'identità. La carta di tontità. Là. È la mia carta d'identità. È il pulcino. Non ci crede. Sì. E ormai la certa età, la prostata è sciolta. E allora, ciao pubblico! Dove posso andare? No, io direi che invece lei stasera sostituirà Ignazio a presentare lo spettacolo. Oh, quello scemo! Quello scemo, sì. Quello che non ha scheletri nell'armadio! Quello efficiente. Quello di quello che non distingue un mal di pancia da uno di schiena! Esatto. Proprio lui! Quello con la Preferisce questo microfono per presentare? Va bene anche quello. Allora fai il provino per presentatore! No, deve presentare al posto di Ignazio che ha avuto problema. Va bene! Va bene? Va bene, sono timido, però cosa c'è dopo? Io non so niente. Non c'era la scaletta. Non c'era la scaletta? No, solo l'ascensore a casa. Signor Tonino, io la lascio. Io devo andare a cercare Non mi lasci, no, se mi lasci non vale. Sì che va, vado a cercare Ignazio. Va bene, vado a cercare Ignazio. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, un applauso signor Tonino.